Buongiorno, cominciamo questa chiacchierata e vi presenterò un'operazione che per voi è nuova e che però dovrete fare fra una quindicina di giorni quando riceverete lo sciame o i 2 sciami che acquistate dall'associazione. Siete chiaramente digiuni di ogni movimento da fare dietro e davanti alle api, per cui adesso vi spiegherò mano a mano tutte le operazioni che dovete fare con tranquillità, senza fretta, senza fare urti. La prima operazione è accendere l'affumicatore. Vi è già stato detto che il cartone deve essere arrotolato nella direzione dell'affumicatore, verticale dell'affumicatore, perché l'aria entra da sotto, esce da sopra e quindi fa effetto camino e mantiene il cartone acceso. Dovete cercarvi, se potete, del cartone molto morbido, adesso è difficile trovarlo, e quando lo arrotolate bello stretto. Se dovete acquistare un affumicatore ne prendete uno con il bruciatore piccolo, quello da 10, non quello da 12, perché tanto vi è più che sufficiente. E se potete di acciaio. Questo ha 40 anni di fumo, è ancora bello vivo. Ho cambiato 40 volte il mantice perché in una stagione si sgualcisce, però l'affumicatore è rimasto intero e tale quale. Quindi per i giovani che hanno voglia di continuare, meglio sempre un materiale acciaioso che quindi ha resistenza nel tempo. Si accende il cartone, basta prendere un accendino che funzioni. I più sofisticati usano la lancia, però va bene anche l'accendino. Si accende l'affumicatore, lo si pompa un po', lo si fa partire bene, dopo si spinge giù il cartone fino in fondo e lo si chiude. Il cartone non deve essere troppo lungo, ma deve essere di una lunghezza tale da lasciare una camera di combustione nella parte inferiore dell'affumicatore, in maniera che quando entra l'aria subito spinge la brace verso l'alto e il fumo, quando l'avete acceso bene, normalmente rimane acceso. Se uno non ha pratica lo mette sopra un'altra cassetta o un appoggio. Se invece volete essere più sofisticati lo tenete in mezzo alle gambe così è pronto già quel fumo per agire sulle cassette dove operate. Questo è l'affumicatore, l'importante è che parta. Io ho visto apicoltori accenderlo 10 volte prima di aprire la cassetta, quindi fatelo partire bene così siete tranquilli. Allora, questa è la cassa vostra, questo è lo sciametto che avete appena portato a casa. Lo aprite con una certa maniera, non dando botte, urti. C'ha il suo coprifavo, questo qua è un coprifavo rovescio, quindi potremmo trovare sotto il coprifavo delle api. Eccole qua, ci sono delle api, quando non ci stanno sotto fanno un po' di barba nel coprifavo rovescio. Normalmente si mette rovescio per dare un po' di più spazio e quindi evitare che la famiglia si surriscaldi. Qua è stata messa una griglia scudergina, una prudenza diciamo che non troverete nel vostro sciametto, perché normalmente viene fornito così con il coprifavo e senza nutritore. Allora vedete che io accendo la sigaretta, io non fumo, però il fumo del tabacco è tranquillizzante per le api. In periodo normale le api non hanno elevata aggressività, per cui basta un po' di fumo delle sigarette per poterci lavorare dentro. Vi posso assicurare che miei dipendenti che fumavano come turchi, dopo che hanno cominciato a usare le sigarette per guardarne le api, hanno smesso di fumare, usavano solo le sigarette senza respirarle per fare quel po' di fumo che serve per fare i lavori quotidiani. Allora, questo è un nutritore di quelli che vengono forniti dall'associazione. Naturalmente questi nutritori hanno dentro un pezzettino di rete schifosa che si affloscia. E questo è un pericolo per le api, perché soprattutto in primavera o se la famiglia è piccola, le api entrano a prendere l'alimento e poi non riescono più a risalire perché la parete interna, anche se è un po' zigrinata, è troppo liscia e quindi le api gonfie rimangono dentro lo sciroppo e formano spesso dei grossi strati di api morte annegate.
oltre al fatto che poi quello sciroppo lì tende a irracidire, a puzzare, le api trasmettono malanni allo sciroppo, quindi bisogna integrare questi nutritori che sono buoni perché tengono con una rete. È una rete di plastica che vendono dove vendono materiale edile, in genere a fori da 8-10 centimetri, la si piega a zig zag e se ne infilano due pezzi, uno di qua e uno di là. Questa rete messa così rimane in piedi, quindi permette alle api, anche alla famiglia piccola, di camminarci sopra e di raggiungere lo sciroppo anche fino in fondo senza annegare. Questo è fondamentale perché ho visto famiglie decimate con mezzi nutritori di api annegate dentro, quindi è una cosa da applicare subito. Questo nutritore a tasca funziona sia come diaframma sia come mezzo per alimentarle. So che per voi sarà molto più comodo mettere il nutritore sopra, però io normalmente lo sconsiglio perché quando si alimenta bisogna guardare chi si alimenta. Quindi aprire la cassetta vuol dire già capire com'è la situazione, se serve 1 litro, mezzo litro, se serve niente, se serve allargare la famiglia, in maniera che l'alimentazione non sia solo un'operazione esterna, senza nessuna conseguenza conosciuta, ma che sia un'operazione che permette all'apicoltore di seguire mano a mano la famiglia, allargandola in base alla situazione ambientale e in base anche alla crescita della famiglia. Quindi questo lo considero un elemento fondamentale per esercitare bene l'attività apistica. Allora, adesso noi dobbiamo travasare questa famigliola dentro nella cassa. Quando voi portate a casa lo sciame, se ce ne avete uno, vabbè, c'è uno con una cassa, se ne avete 2 o 3, teneteli belli distanziati, almeno 1 metro, perché altrimenti quando travasate il primo, le api sbandate cercano di andare sulle altre cassettine. Se sono troppo vicine si sbandano, quindi qualcuno si svuota, qualcuno si riempie troppo, col rischio che poi magari va in sciamatura. Non infilateli, se avete altre cassette, altre famiglie di api, non infilate lo sciametto in mezzo perché c'è un buco nella postazione, ma tenetelo sempre da parte per evitare sempre di perdere le bottinatrici. È fondamentale per l'equilibrio della famiglia. Ogni famigliola deve avere le sue api adulte e le sue api giovani come è cresciuta fino a quel momento. Questa è la vostra cassa. Se sono nuove, bene, sono nuove. Se sono vecchie, vanno pulite bene dentro, raschiate e possibilmente, se avete una lancia, sfiammate in maniera che siano perfettamente disinfettate. Il legno non è ammalato, però nelle fessure ci si può sempre infilare delle spore che poi magari possono venire a interferire nella salute delle famiglie che mettete dentro. Allora cominciamo col nutritore che voi non troverete, io sbatto dentro le api in maniera da recuperarle tutte. Allora avete visto il coprifavo c'ha le api, è possibile che quando lo portate a casa dopo 2 o 3 giorni la famigliola abbia costruito una costruzione qua, così, attaccata al coprifavo. Dovete essere molto prudenti, quando tirate su, se è attaccata al favo è più facile, se invece è attaccata al coprifavo, cioè attaccata qua, dovete essere molto prudenti a controllare che non ci sia la regina, perché la regina in primavera è bella calorica e ha voglia di deporre, quindi va soprattutto nelle costruzioni nuove, perché lì non trova spazio libero, non trova miele, non trova polline, quindi può deporre liberamente. Quindi attenzione, se prendete in mano la pendolina, la guardate a destra e a sinistra, nel dubbio non fare così, ma fate così, sbattete dentro nella cassetta, perché nel caso che ci sia la regina e non l'avete vista, almeno è sbattuta dentro. Dopodiché, in questo caso l'affumicatore non serve perché tanto sono buone, poi è primavera, poi se si trattano bene non mordono. Adesso dovete passare i 5 telaini. È fondamentale vedere la regina.
non cercarla, vederla, perché se la cercate sarà difficile. Dovete però vederla nel travaso per essere sicuri che la famiglia non sia orfana. Ora, fare il travaso è un'operazione delicatina, quindi io sconsiglierei quei guantoni là che servono solo per fare il muratore, peggio per portare i blocchi. Io consiglierei di usare questi guantini qua, quelli che vendono, questi qua sono sottili, ce ne sono anche di più corposi, però questi qua sono già sufficienti. Uno se lo infila, non prende i becconi se ha paura, uno se lo infila, questi qua sono fini e permettono la sensibilità, per cui uno riesce a prendere i telaini senza schiacciare api, senza traumatizzarle, e vale anche per dopo, perché quei guanti lì, quando voi li avete portati 2 volte, sono pieni di api schiacciate, di pungiglioni, quindi appena voi le metterete sopra le api saranno subito irritate perché sentono la puzza del veleno, mentre questi guantini qua si possono cambiare, finito l'operazione uno li mette in discarica e la volta dopo ha guanti nuovi che non hanno nessun odore, quindi le api non sono prevenute verso quei guanti lì. Quelli grossi vanno utilizzati se uno ha molti melari da togliere, deve fare in fretta oppure deve caricare le casse per il nomadismo, allora ci vuole una bella protezione alle mani che non serve a guardare le api. Si cominciano a togliere i telaini piano piano, se gli si dà un'occhiata veloce così a destra e a sinistra per vedere se si vede la regina, ma senza cercarla proprio affannosamente, solo se la si riesce a vedere. Si tolgono uno alla volta, si dà un occhio, si vede che c'è la covata, poi si passano in fretta ma con maniera, cioè con delicatezza, visto che stiamo rovistando sulla pancia della famiglia. Questa è una bella covata ben sviluppata. La regina l'abbiamo vista, è molto semplice, perché se noi facciamo piano è sempre nella parte dove non c'è covata opercolata, perché lì sta deponendo. Qua non la troverete mai, né qua, ma la troverete sempre dove è nata la covata nuova e la regina sta deponendo. Quindi abbiamo visto la regina, siamo tranquilli, proseguiamo con l'operazione. Questa è una bella quantità di covata, probabilmente saranno così, forse anche un po' meno perché la stagione è un po' in ritardo. Ecco qua, togliamo anche l'ultimo. Allora abbiamo visto che questa famigliola ha già 1, 2, 3, 4 belle rose di covata, quindi già una famiglia bella sviluppata che ha bisogno di un intervento rapido che adesso andiamo a spiegare. Le api che rimangono si fanno 2 operazioni così, una così e una così, e le api sono pronte. Tac. Ecco, abbiamo svuotato la nostra cassettina. No. Questa la spostiamo in maniera, visto che le api avevano questo tipo di orientamento, in maniera che rientrino velocemente. Abbiamo visto che c'è covata nell'ultimo spazio. Se noi lasciamo la famiglia così, loro per coprirla costruiranno della cera. Allora noi cominciamo già il programma di sviluppo di questa famigliola. E adesso lo vediamo. Dobbiamo munirci di 4 foliceri. Il nutritore ce l'abbiamo già. Ecco qua. Adesso arrivo. Allora, 2 foliceri. Cosa si fa? Uso l'affumicatore ma la cicca è la terza mano, quindi è indispensabile. Se uno ha dei dubbi, se si sente incerto, può fare così. Infila i 2 fogli
e lascia fare alle api. Da 1 litro di sciroppo ogni 3-4 giorni, sciroppo diciamo 50-50, questo gonfia le api, quando sono gonfie producono cera e chiaramente tiro via sono sempre piene di api. Ecco. Cioè la cassettina di origine va eliminata, tolta, perché altrimenti loro la riconoscono dall'odore e dall'aspetto, quindi tendono a infilarsi su quella cassettina. Però se siamo il 10-15 di aprile c'è Tarasacco in fiore, ciliegi in fiore, aprile fiorisce tutto, quindi le api durante l'arco della giornata, che è già bella lunga e calda, portano grosse quantità di miele. Allora, per aiutarle nel loro sviluppo, usiamo una tecnica particolare, che è quella di allargarle forzatamente. Allora facciamo così. Spostiamo un paio di telaini. Abbiamo gli altri 2 fogli cerei, non tenerli in cucina sotto la barchessa nel scantinato, ma tenerli dentro la cassa, perché quando servono sono già lì pronti ad essere utilizzati. E si taglia con un foglio cereo. Tagliare vuol dire questo, dividere la covata. Allora questa è un'operazione che è una forzatura nella natura, però è funzionale allo sviluppo. Se noi facciamo questa operazione e diamo alimentazione, le api si gonfiano, tirano cera, la regina trova tutto lo spazio libero perché tirano solo la cera e non ci mettono sciroppo, e quindi in 2-3 giorni riempie di covata, uova, il foglio cereo. Se vediamo che nel contempo la famiglia tira la cera anche verso il foglio cereo appoggiato all'ultima covata, vuol dire che ha forza, che vuole crescere. Dopo 4-5 giorni, quando questo lo tiriamo su piano piano e vediamo che è costruito, e magari vediamo anche le uova se abbiamo coraggio di guardarlo, ripetiamo l'operazione con un altro foglio cereo. Quindi rifacciamo l'operazione, questo è già un po' tirato, rispostiamo. Non lo stesso giorno, dopo 4-5 giorni, cioè deve essere costruito e coperto di api, ripetiamo l'operazione di nuovo, tagliando altri 2 favi che nel contempo sono sempre pieni di covata. Facciamo il secondo taglio e già abbiamo una famiglia che diventa 1, 2, 3, 4, 5, 6 favi di covata. È già una famiglia che si prospetta buona. Quando arriviamo il 20-25 di aprile, che comunque il raccolto cala, però c'è covata, completiamo l'operazione, cioè praticamente facciamo così, togliamo l'ultimo foglio cereo, può anche essere costruito anche l'ultimo perché se la famiglia è robusta, mano a mano va avanti a costruire. Noi la tagliamo la covata perché in questa maniera le api una notte tirano il foglio cereo e tirano celle femminili, che è fondamentale perché se celle femminili allevano covata maschile. Di lato molto spesso le api rovinano i fogli perché ci fanno celle a covata maschile, che è sempre covata, però non serve a niente per lo sviluppo della famiglia. Per cui la costruzione dobbiamo sempre curare che sia fatta in maniera da avere favi buoni, tirati bene, possibilmente tutti a covata maschile, femminile, poi ci penseranno le api a rovinarli davanti, a rovinarli di dietro, a rovinarli di sotto, a rosicchiarli, perché i fuchi li vogliono fare, quindi anche se noi li obblighiamo solo su celle femminili, poi loro prima o dopo un po' di danni li fanno, però fa parte della loro natura. Noi dobbiamo guidarle a quello che vogliamo noi, cioè ottenere la famiglia che abbia il maggior quantità di api e non fuchi per avere una produzione successiva. Vedete che le api non mordono? Non mordono? No, sono gli uomini che mordono. Le api non mordono. Posso vedere dove è l'ape regina? Per capire
Adesso è in giro dopo sta operazione. Certo. Allora, per completare la famiglia, facciamo così. Allora, praticamente l'abbiamo tirata su 6 e mettiamo un foglio per parte. Allora, cosa succede? Che la famiglia comunque ha il suo spazio, però si sente che non è più costretta e quindi lavora tranquilla. Questi folliceri qua, piano piano, sempre dando un litro, mezzo litro di siroppo ogni 4-5 giorni, piano piano li tira. Quando vediamo che ci sono le api dalla parte di qua, è il momento di mettere il melario. Allora, quando mettiamo il melario, dobbiamo prima metterci l'escludiregina, che avete visto la griglia escludiregina. Allora, quella è un'operazione fondamentale per evitare che la regina venga sul melario. Il melario è la parte più calda, quindi le api tenderebbero a stringersi sotto e a salire nel melario, però noi non vogliamo la covata del melario perché vogliamo i telaini belli nuovi e quindi avere del miele profumato e pulito. Allora, prima di mettere la griglia, dobbiamo fare un'operazione che è molto importante. Non dobbiamo lasciare questi 2 fogli ai lati, perché le api tendenzialmente ai lati non ci vanno proprio volentieri a fare covata, tendono a riempirli di miele e quando riempiono di miele si rovinano, perché tendono col peso del miele a precipitare, si dice, no? Quindi si allungano le celle che poi diventano celle maschili, quindi ci farà la regina covata maschile e abbiamo dei telaini rovinati. Allora continuiamo con l'operazione, che adesso non faccio. Questi 2 fogli li passiamo di nuovo in mezzo. Nel contempo questi 2 già costruiti avranno già covata che comincia a essere percolata, quindi già da considerare favi di covata. Anzi, lo facciamo così poi fate uguale. Allora si ripete l'operazione. Si fa questa operazione quando questi sono già tirati. Non bisogna tagliare la famiglia esageratamente, bisogna tagliarla quando c'è una popolazione adeguata, quindi qua ci devono essere già le api che tirano un po' di cera. Si passano in mezzo di nuovo, qua si ripete dalla parte di qua l'operazione. Eccolo là, si sposta. Ecco, a questo punto noi abbiamo una famiglia, siamo fine di aprile, primi di maggio, abbiamo già la famiglia completa, pronta per la produzione. Se c'è un pezzetto di cera da tirare, qualcosa che non è costruito, basta aggiungere un po' di siroppo, non tanto, sempre 1 litro. Naturalmente avendo avuto cura di mettere la rete nel nuritore a tasca. Oh, dentro, c'è la griglia. Dopodiché è molto semplice. No, vabbè, insomma, si mette la griglia e si mette il melario sopra. Normalmente voi avrete un melario tutto di foglie cerei, no, ci viene da ave. Avrete un melario tutto di foglie cerei, quindi la famiglia farà un po' fatica a salire, perché normalmente ci vorrebbero almeno 2 favetti costruiti, che questo aiuta le api a salire. Però comunque se c'è importazione e se la famiglia l'avete allargata progressivamente, come vi ho spiegato, a un certo punto nascono una montagna di api e quindi necessariamente verranno sul melario e saranno in grado di cominciare a tirare la cera. Qua parliamo già del 10 di maggio, quando comincia la caccia, poi dipende dalle zone perché a nord è più indietro, a sud un po' più avanti. Eccolo qua, questo è il melario, non fate altro che metterlo sopra. Cercate sempre di non ammassare api, perché sennò poi loro ammasseranno voi. Qua manca un telaino. Normalmente, adesso questi melari qua sono difficili da lavorare. L'ideale sarebbe avere dei melari senza distanziatore e stringere un po' i telaini in maniera che ce ne siano un numero di 10, quindi con uno spazio uguale a quello sottostante, però diciamo una sottigliezza che non necessariamente, se c'è abbondanza fuori, non è necessaria. Poi coprite e la vostra famiglia è pronta per la produzione. Quando avete messo il melario non è finito tutto. Dovete stare attenti che non vi siami, quindi dovete
dopo 4-5 giorni che l'avete, diciamo, sistemata, onde evitare che vi scappi, dovete dare un controllo interno, quindi dovete cercare eventuali costruzioni di celle reali. Allora le celle, per chi non le ha mai fatto, è un'operazione un po' delicatina, difficile, perché è difficile proprio individuarle tutte, però dovete provarci, cercate di togliere tutte le celle che le api costruiscono sui bordi dei favi. Normalmente loro cos'è che fanno? Fanno le celle, cominciano qua dove c'è spazio, qua attorno, e poi le fanno anche qua in mezzo dove c'è magari un pezzo di favo rovinato. Dovete passarli con delicatezza, con la leva spostate le api, gli fate un po' di fumo, è un periodo che si possono guardare, poi voi potete farlo, guardate un giorno di sole, quindi sono anche tranquille e non mordono. Poi passate favo per favo. Sui foliceri è difficile che ci siano celle, però sul favo nuovo qualcuna le potrebbero fare anche là. In genere le fanno sui favi vecchi perché li utilizzano anche un po' il fango che depositano e che gli serve per tutti i loro lavori durante la stagione. Dopodiché, quando avete controllato che non ci siano celle, state tranquilli e guardate il meteo per capire cosa succederà nei prossimi giorni, quindi capirete se ci sarà produzione di miele oppure si bisognerà sorvegliare le famiglie che non vadano a fame. Può capitare maggio che faccia bello, può capitare maggio che piova, e se piove tanto una famiglia con 7-8 favi di covata mangia un mare, quindi bisogna stare attenti che non vadano alla fame. È fondamentale, perché se una famiglia va alla fame riduce la covata, mangia la covata, poi diventa improduttiva o addirittura può sciamare per fame, quindi bisogna sorvegliarla. Sempre l'alimentazione deve essere mai abbondante ma frequente nel tempo, questo permette alle api di distribuirla bene nei telaini senza ingolfarli. Se il telaino è ingolfato di sciroppo non c'è più spazio per la regina e quello diventa uno stimolo per costruire celle reali e andarsene. Il problema delle celle reali rimane fino più o meno metà maggio. Se la famiglia riesce a lavorare sulla caccia, riesce anche a distruggere da sola le celle reali, però è sempre meglio aiutarla in questa operazione controllando gli inizi di queste celle. Tenete presente che bisogna, diciamo, controllare le celle ogni 5 giorni, questo per evitare che ci siano celle chiuse. Se ci sono troppe celle chiuse la regina si sgonfia e in quel momento lì è difficile bloccare la sciamatura. Loro le rifaranno e sciameranno o con le celle o addirittura con le uova nei cupulini, perché ormai la febbre sciamatoria gli ha preso possesso. Mentre se voi controllate ogni 5 giorni e distruggete tutti gli inizi di cella, compresi i cupulini con le uova, le larvette, la famiglia morde un po' il freno, però rimane dentro ed è pronta e bella popolosa per la produzione della caccia. Sì. Allora vi spiego un attimo, visto che siamo su una famigliola, il concetto di pulizia. Normalmente la larghezza del telaino nella parte superiore deve essere 27-28. Questo perché fra un telaino e l'altro si crea un interspazio di 9 mm, che è lo spazio ape, è lo spazio che va benissimo alle api, quindi loro in questo spazio non creano costruzioni. Mentre con i telaini più stretti loro piano piano tendono, vedete che è molto più largo questo spazio qua, tendono a fare delle costruzioni. Quelle costruzioni lì infastidiscono noi che ci dobbiamo operare e infastidiscono anche loro, perché quando andiamo a muovere i telaini poi si schiacciano api e schiacciando api si crea disagio nella famiglia. Quindi però se ci sono dobbiamo fare la pulizia. La famiglia deve essere sempre bella pulita, perché dovete operare con le mani, non col motopicco, con le mani, quindi deve essere pulita. I telaini di testa dove c'è il propoli, primavera adesso che è facile far tutto, si toglie tutto in maniera che i telaini si muovano con rapidità. Togliamo i ponti che ci daranno fastidio quando dovremo controllare se ci sono celle reali. Io la cera la butto lì, però potete anche recuperarla. Si tolgono questi ponti
in maniera che rimanga uno spazio bello pulito e le costruzioni non ci impediscano di fare le nostre lavorazioni. Quando sarò morto arriveranno tutti i teleini da 27, vedrai 28. Si fa una bella pulizia. Allora, adesso c'è cera, fra un mese qua c'è miele. Quindi quando andate a fare questa operazione si rompe il miele, magari la famiglia è in crisi, non c'è importazione e questo miele rotto può causare inizio di saccheggio. Vedete, loro allungano e poi riempiono di miele. Questo dà fastidio quando dovete fare le operazioni. Li tenete puliti, senza urti, senza botte. Lo fate adesso aprile, un mese tiepido, dove ci sono tante piccole e poche api vecchie e quindi lo si può fare senza correre troppi rischi. Questo è niente, se le api lavorano con telaini così vedrete delle costruzioni incredibili, come le torri di Pisa, dritte e storte da tutti i versi. Quindi approfittiamo del periodo tiepido per fare queste pulizie. Poi loro costruiranno anche qua sopra, quindi tenete belli puliti, belli lucidi, in maniera che quando guardate le vostre api, oltre a vedere il miele, avrete anche la soddisfazione di dire: orco cane, sto diventando un apicoltore. Ah, quello, va bene, va bene. Ah, perché sì. Ah, sì. Va bene, poi scappa via. No, ecco qua. Qui non c'è la retina, questo è un nutritore a rischio. Qua dentro nell'apiario ho sbattuto fuori mezzi nutritori di api morte, quelle invernali, che sono api preziose, non ne va perso neanche una, quindi è fondamentale metterci la rete che avete appena visto. Adesso ce lo mettiamo, perché qui c'è la covata, qui c'è il foglio cereo, quindi bisogna dare una protezione alla covata e non lasciare covata nuda, perché altrimenti costruiscono cera per proteggerla. Boh. Allora chiudiamo la cassetta, quando li chiudiamo anche il vostro sciame sarà così, saranno un po' disorientate, quindi un po' disobbedienti. Il fumo fatto con maniera serve per guidarle, quindi far entrare quelle che sono sui bordi, perché per loro non è la loro cassetta. Un'altra, cerchiamo di non schiacciare api, eccola, abbiamo chiuso, non abbiamo schiacciato neanche un'ape, quindi siamo stati bravi. Adesso facciamo un rapido ripasso delle operazioni che si devono fare da metà febbraio fino all'autunno. Sarà molto rapido, concentrato, quindi dovrete stare attenti e memorizzarlo bene, tutte le pratiche che si fanno. Allora, a metà febbraio è il momento di controllare le famiglie, controllare le scorte, in maniera da cominciare a seguire e spingere la famiglia nello sviluppo. Adesso siamo già a fine marzo, quindi non è la situazione di metà febbraio, però le operazioni sono quelle che comunque vi andrò a dire. Allora, noi le abbiamo già fatte le operazioni di metà febbraio. Cosa si fa a metà febbraio? Si dà un occhio alla famiglia, normalmente in genere sono più piccole, sono chiuse in uno spazio ristretto perché è freddo. Allora a metà febbraio la covata è molto piccola, ristretta, quindi basta che spostiamo 2 o 3 telaini, controlliamo rapidamente e se vediamo la rosetta di covata la famiglia è a posto. E procediamo con la somministrazione del candito. Guarda, avete notato, no, che i telaini più larghi, le famiglie non costruiscono in mezzo ai telaini, quindi quando noi andiamo a muoverli poi nella primavera avanzata e nell'estate per fare le varie operazioni che dobbiamo fare, non abbiamo i ponti che interferiscono con il nostro lavoro. Questo è molto, mantiene le api più tranquille ed è più semplice.
Questo è il candito, normalmente noi suggeriamo al darne almeno un pacco da 2,5 kg. Si prende il candito e si fa un taglio così e poi lo si apre e dopo lo si mette rovescio sopra le api così, senza schiacciarle. Naturalmente loro da sotto hanno il calore che le aiuta e quindi piano piano allargano il buco e piano piano mangiano tutto questo pacco di candito. Il candito serve sia per eventualmente integrare scorte se sono carenti, ma serve soprattutto per spingere la famiglia ad anticipare l'allevamento. Sto parlando di candito e non di intrugli vari, nel senso che voi troverete internet nelle pubblicità miscele con polline, con vitamine, con proteine, con farina di soia, con di tutto. Lasciate perdere. Le api crescono in base alla loro situazione ambientale, quindi se c'è polline, se c'è temperatura crescono, altrimenti non crescono. Se noi le forziamo a mangiare prodotto che non sia pulito come lo zucchero, facciamo sì che loro accumulano un mucchio di scarico nell'ampolla rettale e se non c'è temperatura esterna non riescono a volare, non riescono a scaricare. Può capitare che scaricano dentro e addirittura che si sviluppino le spore del nosema perché sporcano i telaini. Quindi evitare somministrazioni che non siano solide e soprattutto evitare prodotti che contengono robe estranee allo zucchero. Lo zucchero non dà pochissimo residuo e quindi le api lo mangiano senza aver bisogno immediato di volare. Naturalmente solido perché siamo in temperatura ancora fredda, abbiamo le api invernali che sono molto delicate, bisogna trattarle bene perché sono loro che fanno ripartire la famiglia. Tenete presente che il primo turno, come avevo già detto, di covata lo fanno con i loro grassi, poi piano piano allevano la covata utilizzando polline esterno e il polline interno che hanno di riserva nei favi, nella parte posteriore del favo, sotto il miele e nei favi laterali. Normalmente lo mangiano in 20 giorni, 15 giorni, un mese, dipende dalla forza della famiglia. Normalmente quando una famiglia come metro di misura è riuscita a mangiare un bel pacco di candito, è una famiglia che è riuscita a fare il cambio di api, cioè a sostituire le api invernali con le api nuove. E questo è fondamentale perché sono poi le api nuove, le prime api nuove che alleveranno tutta quella covata di cui noi abbiamo bisogno per andare in produzione. Allora, lo sviluppo continua naturalmente. Quando siamo, magari un pacco può anche non bastare, quest'anno forse un pacco non è bastato perché primavera molto fredda, quindi hanno consumato molto di più per tenere la covata viva. Cominciano a infastidire. No, beh, ma ce n'è una solo, ma ti vuole bene. Vuoi una cica? Non fumo. Ma anch'io non fumo. Si deve ripetere il candito se vediamo che la famiglia ha pochissime scorte, cioè se ha appena le scorte attorno alla covata, bisogna ripetere il candito. Questo lo si ripete per tutto il mese di marzo. Se ce n'è necessità, se una famiglia ha belle scorte e ha bei favi pieni di miele, questo non è necessario. Fine marzo, in base allo sviluppo delle famiglie, in base alle zone più calde, più fredde, se hanno avuto fioriture precoci, se sono in collina, la famiglia ha una certa quantità di covata. Quando la famiglia copre i telaini centrali con la covata fino a dietro, è il momento di allargarla e la si allarga sempre con i foliceri. Allora possiamo fare in 2 volte o in una volta. Spostiamo i telaini, guardiamo dove c'è la covata, qui vediamo che c'è la covata fino dietro, possiamo tranquillamente inserire un foglio cereo qua in mezzo. Inseriamo un foglio cereo
L'altro che abbiamo a disposizione lo possiamo mettere fra il diaframma e l'ultimo favo e dare un po' di alimentazione. Se l'aprile è buono, tirano la cera senza nessun problema, però onde evitare che magari con il ritorno di freddo rimangano mezzi fogli da costruire, è sempre meglio dare un po' di siroppo. Il telaino che abbiamo messo di qua, ripetiamo l'operazione qualche giorno dopo, mettendolo in mezzo a altri 2 favi di covata, e così completiamo la famiglia. In quel momento lì questa famiglia è molto più forte di uno sciame, quindi ha bisogno immediatamente del melario, quindi parliamo del 10 di aprile, per intendersi 10-15 di aprile, quindi va messo il melario subito per evitare che si surriscaldi. Messo il melario, chiaramente aspettiamo che se va, produce un po' di tarassaco, e se no fa solo sviluppo ed è da sorvegliare molto di più di una famigliola piccola che abbiamo fatto crescere, perché questa è già una famiglia bella popolosa, già con i favi interi di covata, e quindi più propensa alla sciamatura. Naturalmente la sciamatura si evita sempre o all'inizio alleggerendo la famiglia troppo forte. Allora questa è una famiglia che era già bella forte, aveva cominciato a costruire, e siamo a fine marzo, aveva cominciato a costruire, aveva già mangiato il candito. Allora io ho provveduto a togliere un bel favo di covata opercolato e l'ho aggiunto a una famiglia più piccola. In questo periodo anche le famiglie più piccole, 3 belle rose di covata così ce l'hanno. Si passa in un bel favo opercolato, in maniera che la famiglia a cui si va ad aggiungere non abbia da lavoro extra, si trova già la covata opercolata, deve solo covarla finché comincia a nascere. Quando nascerà quel favo lì, anche la famiglia più scarsa riprenderà un buon sviluppo, mentre quella già troppo sviluppata subisce un freno, diciamo un freno temporale, in maniera che non arrivi troppo popolosa ad aprile e si metta in testa di sciamare. Questo livellamento lo si può fare anche 2 volte, nel senso che quando noi andiamo a mettere i melari facciamo di nuovo un controllo nel nido, quindi vediamo che ci sono ancora delle famiglie che magari sono un po' più scarsette di api e qualcuna invece è troppo esuberante di api. Possiamo togliere un ulteriore favo di covata e passarlo alla famiglia più scarsa di api. Normalmente quelle più scarse di api saranno poco inclini a sciamare, mentre lo saranno quelle che sono più abbondanti, quindi andremo a mungere per pareggiare nel giro di 10 giorni la popolazione. Quando la popolazione è pareggiata abbiamo meno problemi di sciamatura e molto più probabilità di avere una produzione media più elevata. L'alternativa è avere qualche famiglia che fa magari parecchio miele, mentre tante altre fanno quasi niente, però nella media ci perdiamo, oltre al rischio che la famiglia troppo popolata poi diventa incontrollabile per quanto riguarda la sciamatura, e quindi avremo fatto un buco nell'acqua, perché faremo un po' di miele all'inizio e poi avremo le famiglie più forti che sciamano e quindi si sguarniscono di operaie. E qui siamo arrivati alla produzione. Il controllo delle celle si fa sempre ogni 5 giorni, fino a quando comincia la caccia. Se la caccia comincia bene, qualche volta le spaccano da loro, in mezza giornata eliminano le celle perché si innamorano della fioritura e lasciano perdere la sciamatura. Se invece il tempo è un po' così, anche se lavoricchiano, bisogna ricontrollarle per evitare che questa voglia di sciamare rimanga nel tempo. Normalmente dopo metà maggio comunque hanno capito che la primavera se ne sta andando e li passa, quindi il problema della sciamatura non si ripresenta più, anche se le famiglie sono molto forti. Poi faremo la caccia, speriamo. Se la caccia più tardi la caccia butta i getti, più c'è probabilità che il freddo di notte, il ghiaccio non la rovini, e quindi abbiamo più probabilità di far produzione. La caccia delle nostre zone è il raccolto principale, il raccolto fondamentale, e si lavora tutta la stagione per la caccia, quindi è importante
che la caccia sia buona quando fiorisce e siano buonissime le famiglie quando comincia a fiorire la caccia. Ui. Allora facciamo le nostre produzioni, dopo la caccia ricontrolliamo le famiglie se per caso c'è stato qualche cambio di regina, se c'è stato qualche orfanità. Se l'orfanità è tardiva uno viene un po' imbrogliato perché vede un mucchio di api, però sotto non c'è più la regina, quindi bisogna intervenire o dando un telaino con covata aperta o acquistando una regina, o quando uno è un po' più pratico, avendo fatto un piccolo allevamento di regine con 2-3 favi di covata e 2-3 celle, in maniera da avere una regina nuova pronta da introdurre nella famiglia, e questo fa sì che non perdiamo produzione o addirittura non perdiamo la famiglia. Quando una famiglia è orfana, dopo un po' cominciano le figliatrici, depongono covata maschile e quella lì è una famiglia da buttare, e quindi bisogna ripartire con una regina, due favi di covata e ricostituire la famiglia, però quella lì non produce più. Quindi il fatto di guardarle è fondamentale per mantenerle in forma. Dopo la caccia c'è il tiglio, chi ce l'ha in qualche zona, oppure uno le porta a mezza montagna, in alta montagna, in maniera da sfruttare tutte le possibili fioriture, e questo fino a metà luglio. Dopo non c'è più niente, neanche in alta montagna. Quindi a metà luglio consideriamo che è il momento del ritorno in postazione delle casse. Se uno non fa nomadismo deve comunque controllare che non vadano alla fame. È successo estati anche qua da noi che per il tempo, per un motivo o per l'altro, per culture un po' strane, le famiglie vadano a fame anche in giugno e anche in luglio, quindi bisogna sorvegliarle che non vadano alla fame. Una famiglia che va alla fame poi si debilita e ha molta difficoltà ad allevare api adeguate a tirare avanti la famiglia. Allora, finita la produzione, e per produzione intendo produzione fatta bene, quindi se avete mezzo mieliario di miele aperto lo lasciate lì. Non vale la pena smielare miele aperto. Se il mielario è pieno 3/4 opercolato e ce n'è un po' di aperto ai lati, va bene uguale. Non passate i telaini di miele dai lati all'interno perché rompete diciamo il microclima, quindi le api opercolano molto meno, bisogna lasciarle compatte nell'immagazzinamento del miele nel melario, in maniera che riescono ad asciugarlo bene e opercolarlo. Quello opercolato è un miele a posto, non ha nessun problema. Il problema può derivare dal miele aperto, quindi meno ce n'è, meglio è. Non smielate subito appena finito il raccolto, perché l'operazione delle api di concentrazione del miele attraverso la ventilazione dura qualche altro giorno, e quindi andranno avanti a opercolare. Passato un certo periodo, diciamo una settimana, anche il miele aperto è stato disidratato e quindi ha un'umidità non ottimale, però comunque non così elevata da rovinare il miele. Normalmente quello percolato è sotto i 18, quindi può arrivare ai 17 e anche meno, quindi facendo una media non bisogna mai superare il 18% di umidità. Non fate come quell'apicoltore che mi porta 1 chilo di miele per fare il candito, lo apro e fa pluff come lo spumante, cioè al muso, oltre che fermentato era già anche acidificato, ed era un barattolo di miele in vendita con il sigillo ancora integro. Mi raccomando, se dovete fare 1 chilo di miele, fatelo bene, fatene uno di meno, ma fatelo bene. Adesso rimetto la famiglia nella sua posizione e passiamo all'operazione autunnale.